È il momento della quinta corsa dall'Arcoveggio, un doppio chilometro per cavalli di 3 anni. Sono 7 dietro l'autostart, questo è lo schieramento: 1 BB King dei Veltri, 2 Balla coi Lupi LR, 3 Buon Gallo Wise L, 4 Beatles Boy Treb, 5 Bruno Ska, 6 Belize Jet in seconda linea, 7 Botafumeiro. Favori per Beatles Boy Treb in chiusura, ma molto vicini nella valutazione Balla coi Lupi e BB King. Macchina che accelera, stacca in questo momento. L'errore di Beatles Boy, mentre lungo la corda cerca di rinvenire Balla coi Numero Lupi, 4 Beatles Boy Treb, che va a squalificato. condurre. Sbaglia anche BB King dei Veltri, che era più indietro. In seconda posizione c'è Buon Gallo Wise L. Numero 1 King dei Restano in tre Veltri, praticamente squalificato. all'avanguardia, anche se la corsa è sul doppio chilometro, ma ci sono già un paio di squalifiche dopo i primi 200 in 14,6. Balla coi Lupi LR continua a guidare, completa il quarto in 29,8. Seconda posizione per Buon Gallo, in terza c'è Belize Jet, mentre più indietro Botafumeiro. BB King dei Veltri che cerca di recuperare all'esterno. Tanto primi 600 che se ne vanno in 46,2. In vantaggio Balla coi Lupi che controlla la situazione. Ora Ripetiamo, numero 1 King dei Veltri, tanto viene ripetuta la squalificato. squalifica per BB King dei Veltri. 1,29 i primi 800 metri di gara per Balla coi Lupi, che guida nei confronti di Buon Gallo Wise Belize Jet. Questi tre praticamente già sul finire della prima curva erano isolati in avanti. Cerca di riavvicinarsi Botafumeiro. 1,23 per il primo chilometro, ha decisamente tirato i remi in barca dopo lo stacco iniziale Alessandro Muretti. E ora dalla terza posizione muove Belize Jet. Quando siamo a un giro dal termine cerca di agganciare il leader. All'esterno anche Bruno Ska, che però si getta di galoppo a sua volta, e numero così arriviamo a 5 600 metri Bruno dalla Ska, conclusione. squalificato. In vantaggio Balla coi Lupi, all'esterno Belize Jet, lungo la corda Buon Gallo, 500 al palo con Belize Jet che intensifica i suoi sforzi su Balla coi Lupi, che però ora accelera decisamente. 14,5 la frazione, a contatto rimane sempre Buon Gallo Wise L. Siamo ora sulla curva conclusiva a 300 metri dal termine, con Balla coi Lupi che controlla. Sbaglia Belize Jet, sbaglia anche Belize Jet, corsa davvero ad eliminazione. Sono rimasti pressoché in numero due 6 Belize Jet, all'avanguardia squalificato. disputarsi la vittoria, con Balla coi Lupi che però controlla agevolmente la situazione fin sul palo. Secondo posto per Buon Gallo Wise L. Al terzo dovrebbe essere, se non è stata squalificata, Belize Jet, ma aspettiamo naturalmente. Bruno Ska era stato squalificato, corsa davvero ad eliminazione. Il successo comunque è netto in 1,17,6 sul doppio chilometro per Balla coi Lupi LR. In sediolo Alessandro Muretti, training di Gennaro Casillo, la quota al totalizzatore di 3,13.